Ti ringrazio perché sicuramente qualcuno ha visto la vostra intervista che abbiamo fatto quel giorno lì e ha fatto subito un segnalazione che la macchina era lì. Un grazie ad Antenna 3 perché, spiega Vait Bitici, è stato anche grazie al servizio andato in onda sulla nostra emittente se qualcuno ha segnalato un'auto abbandonata a Mogliano e permesso a lui di rientrarne in possesso. È il lieto fine di un incubo vissuto da questa famiglia di origini kosovare, ma da anni residente a Quinto, che lo scorso dicembre venne derubata dai ladri. I banditi entrarono in casa mentre padre, madre e i tre figli erano a cena da parenti. Portarono via tutto, cuscini, tappeti, persino le coperte. Tutto venne caricato sull'auto di famiglia usata per la fuga. Sin subito Vait Bitici aveva sperato che almeno la vettura venisse ritrovata e dopo 5 mesi, quando ormai si erano perse le speranze, ecco la telefonata tanto attesa. E l'altro ieri ci hanno chiamato i vigili di polizia locale di Moriano Veneto e l'hanno trovato su un parcheggio la macchina. Quelli che abitano sui condomini là vicini l'hanno vista che da tanto diciamo parcheggiata lì e l'hanno contattato i vigili. L'uomo l'indomani si è recato a Mogliano dove ha recuperato la sua auto. Un po' più serenità, almeno una cosa abbiamo trovato nostra, diciamo, fatto con sacrifici. Dopo che si era saputo del furto, alla famiglia Bitici è arrivata la solidarietà e la vicinanza dei cittadini di Quinto, che già in passato, in un altro momento difficile, si erano stretti intorno ai coniugi. Vait ammette che lo shock per quanto accaduto non è ancora del tutto archiviato. C'è qualche nota ancora che, sai, i pensieri, ma siamo riusciti ad andare su un'altra volta.